Una medaglia d'onore del Capo dello Stato ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra è stata conferita oggi in prefettura alla memoria di Calogero Barbara. Insignito ha ritirato il nipote Calogero. Presente all'iniziativa anche il primo cittadino di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara. Devo dire che è una grande emozione e io mi congratulo con questo suo giovane nipote, che peraltro porta nome e cognome del nonno Calogero Barbara, che ha avuto anche la capacità di comprendere quale iter seguire per aver riconosciuto questo riconoscimento, scusate il bisticcio di parole, per il nonno che è stato deportato in Germania. Sono particolarmente orgogliosa perché questo giovane ragazzo, nel rendere onore alla memoria del nonno, ha voluto e vuole tramandare anche ai ragazzi della sua età e anche più giovani quello che significa il rispetto della dignità e della vita di una persona. Questi sono proprio documenti ufficiali del periodo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Questo qua che ho in mano, questo è un documento che facevano firmare nel campo di concentramento di Dachau, quando il prigioniero gli veniva dato come premio una razione di cibo consistente in bucce di patate. Questo lo so tramite i racconti di mio padre. Questa tesserina qui in giallo, si può vedere la foto di mio nonno vestito da militare, è la tesserina rilasciata dalla milizia francese nel momento in cui ha deciso lui di passare tra le file dei partigiani e per combattere il nazismo. E questa è la sua foto degli ultimi anni di vita. Poi lui è sopravvissuto, è ritornato, ha fatto famiglia ed è morto nel 1987. Di mio nonno mi porto la necessità, che secondo me durante il corso della storia non deve mai venire meno, di combattere per la libertà, di combattere per il rispetto della dignità delle persone, di combattere per l'uguaglianza, la giustizia, tutti quei principi che hanno fondato la nostra Costituzione. Domani appunto si festeggia la festa della Repubblica e allora è ancora un orgoglio più grande per me essere qui a ricevere la medaglia. Innanzitutto perché appartengo alla grande famiglia degli insigniti al merito della Repubblica Italiana, in quanto sono grande ufficiale, e per tale grado sono stato invitato da Sua Eccellenza il Prefetto a partecipare a questo avvenimento che avviene il 2 di giugno e anche alla fine dell'anno. È un momento molto importante, significa il riconoscimento nei confronti dei servitori dello Stato o dei cittadini che hanno dato tanto al proprio Paese nell'interesse generale e della comunità.